Questa giornata non era iniziata bene, anzi la lettura dei giornali non mi aveva portato nessuna buona notizia, né a me né al Veneto, perché ieri il Consiglio regionale ha rinunciato alla possibilità di portare un passo avanti questa nostra regione. Non ci saranno termovalorizzatori, non ci saranno, e quello che conta di più, sistemi innovativi per lo smaltimento dei rifiuti. Non verranno ricercatori, anzi quelli che ci sono andranno a lavorare da qualche altra parte. Non ci saranno impianti nucleari, forse non ci sarebbero stati neppure con il sottoscritto, ma quello che è più grave è che non si studierà neppure la possibilità di avere qui un sito. Intanto gli sloveni ne hanno uno a 100 km e probabilmente qualcun altro li avrà. Si rinuncia al futuro, si rinuncia alle scelte più avanzate, a quelle scelte che ci hanno portato invece ad avere il passante. Ricordate il rigassificatore al largo di Porto Levante, non c'era nessuno favorevole e oggi sembra un patrimonio di tutti. Il MOSE, il sistema di ingegneria idraulica più avanzato della storia dell'umanità. Ecco, queste cose sono in Veneto perché si è guardato avanti, si è guardato almeno alla possibilità di averli, di studiarli, di realizzarli e poi di decidere, che questo è il ruolo della politica, decidere se farlo o meno. Ci saranno problemi? No, perché tanto quelle scorie le esporteremo in Germania, dove fanno il grande business, però dalle nostre tasche ci sarà una lira in meno, un euro in meno, perché dovremo portare quei rifiuti da qualche altra parte. Se non saremo capaci neanche di quello, beh, non sono tanto lontane nella nostra memoria situazioni drammatiche che non voglio evocare, anche se non siamo lontanissimi da un punto di grande difficoltà. Vabbè, però oggi sono contento lo stesso perché meno male, per fortuna, sono venuto qui a Boara, una terra di confine fra le province di Padova e Rovigo, quella diventata famosa prima per il cartello autostradale che ci faceva uscire, ci fa uscire a Boara invece che a Rovigo Nord, cosa che è cambiata. La burocrazia ci ha messo più di 20 anni a cambiare un cartello autostradale e le autostrade sono gestite da un privato, non dal pubblico, una generazione per cambiare il nome di un cartello. Ma comunque veniamo alle cose buone. Io sono contento perché oggi c'è il Veneto, quello che vorrei che ci fosse dappertutto, un Veneto ben amministrato, e avete sentito che il Comune ha fatto tutto il suo dovere, che per un politico sostanzialmente quello di creare le condizioni perché un investimento, un imprenditore possa essere libero di fare il suo lavoro senza ostacoli e secondo agevolarlo se è possibile. Lo ha fatto e i risultati sono qui.